Il roadshow Illuminiamo la grande bellezza Veneto dell'End of Venice ha fatto tappa a Caseus a Piazzola sul Brenta, la più importante kermesse nazionale dei prodotti caseari a denominazione di origine protetta e non solo, che ha salutato l'avvicinarsi dei Giochi Olimpici invernali. Le torce olimpica e paralimpica hanno fatto mostra di sé nelle atmosfere di Villa Contarini, un altro gioiello che rappresenta l'attrattività turistica internazionale grazie al suggestivo brand delle ville venete. In occasione dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026, la Regione Veneto promuove infatti questa iniziativa di marketing territoriale per valorizzare le eccellenze produttive e turistiche regionali. Il roadshow sta continuando anche in questi giorni grazie a nuove tappe che porteranno le fiaccole olimpiche a Cortina d'Ampezzo. Il progetto prevede infatti l'esposizione della torcia olimpica e paralimpica donate dalla Fondazione Milano Cortina 2026, ora patrimonio della Regione Veneto, in varie località e manifestazioni per aumentare la visibilità e valorizzare i valori olimpici di pace, inclusione e sport.